Buonasera a tutti ragazzi, forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è avvenuta oggi alle ore 13.03, mentre qua ragazzi erano le 14.03, quindi l'epicentro è nei pressi di Tocopilla, quindi è avvenuta ragazzi nel Cile. Diciamo che la profondità è stata più o meno 26 km, quindi è stata molto sentita dalla popolazione. Fortunatamente non ci sono danni né a persone né a cose, quindi in effetti è avvenuto, ciao Avvocatella, al largo delle coste, quindi non c'è stato nessun allerta tsunami, quindi diciamo le cose sono andate bene, però c'è stata questa forte scossa di magnitudo 5.2, ripeto, alle 13.03 che erano lì in Cile, mentre qui erano le 14.03. Però ragazzi non c'è stato nessun danno né a persone né a cose, e fortunatamente neanche nessun tsunami, anche perché è avvenuto al largo, diciamo, del Cile, quindi nel mare in effetti, quindi perlomeno per le notizie che si hanno a disposizione adesso la situazione sembra normalissima, non ci sono, ciao Alessandro, non ci sono diciamo danni né a case, strutture, persone, la gente giustamente è scesa in strada, si è messa paura come al solito, però è stato solo ciao Kerry, quindi solo una paura passeggera, anche perché 5.2 con 26 km ragazzi di profondità, quindi pure se essendo in mare si sente molto abbastanza. Sì, Sabrina, sì. Se 26 km a 5.2, grazie Eva, è molto, diciamo, e si sente, come dico io sempre, si sente tagatà. Quindi la scossa è stata avvertita da tutti. Ciao Alessandro, quindi, però fortunatamente ragazzi, lo tsunami non c'è stato, quindi meno male. Sì, ma guarda, io ti dico una cosa, Lucia, non ci stanno tanti terremoti, io ho detto questo qui adesso, ma ce ne sono anche altri che non vengono proprio detti dalla TV, quindi questo qua non lo sa nessuno in effetti, perché sono andato a pescarlo proprio lì. Ciao Patrizia, quindi ci sono tanti terremoti nel mondo che non vengono proprio detti a nessuno, quindi questa qua di 5.2, se puoi girare internet lo devi scrivere di proposito proprio, se no tu non la troverai mai. Quindi se adesso scrivi, adesso in Cile, proprio nel Cile centro, quindi è stato in mare però, quindi ti posso assicurare che la puoi trovare, ad esempio io ho fatto una ricerca, ciao, grazie, sull'INCV ragazzi non la porta, è strano ma è così, io sono andato sul sito americano e l'ho trovata perché ho detto ma fammi vedere come mai nel mondo, ho detto è strano che oggi non ci siano terremoti, ho detto ma fammi andare a dare una controllata, ci stavano parecchi terremoti, 3, 3 e mezzo, però questa qua, ciao Aurora, questa qua di 5.2 era quella più forte diciamo registrata nel mondo e ho fatto il video su questa qui, però ce ne stanno pure altre. L'IGV ragazzi con tutto che è aggiornato non ci stava, potete andare a guardare sull'IGV e capirete che davvero è pazzesco, non lo so il perché non ci sia ragazzi. Poi andate sul modello SMC, cioè quello lì americano, e poi troverete la scossa. Allora, io ho controllato. Sì, 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 stasera Astra, sì, sì, alle 9. Già ho fatto il video, ho fatto addirittura un video dove dico alle 9, alle ore 21, tutti quanti in diretta. Quindi già da stamattina l'ho fatto il video. Quindi è stato già molto visto il video. Quindi penso che si collegheranno per le persone. Quindi ragazzi, io ho fatto MSC. Proprio per sfizio voglio farlo col cellulare che c'ho in mano, Earthquark. Guarda, Massiak, ma guarda, è pazzesco. Io mo ti faccio, se c'ho il cellulare in mano, voglio proprio vedere più o meno. Allora, c'è stato in Germania, ragazzi, uno poco fa di 3.9. Nessuno sa nulla, ragazzi. Quindi, tanto per dire, c'è stato questo qua incide 13.03 di 5.2 e nessuno sa nulla. Questo è il video corrente. Ma sentite questo qua, che anche questo qua dovevo fare, però non posso fare tutti i video che scrivo banda di terremoti. Allora, ve lo dico adesso comunque. 14.50
magnitudo 4.9 Filippine a Luzon. Quindi come vedete, poi in Ionian Sea, isole, magnitudo 3. Quindi come potete vedere ragazzi non dicono proprio nulla. Poi ci sta in Iran, cioè sempre stamattina presto, quindi dopo la mezzanotte, quindi già oggi in effetti, di magnitudo 4.2 in Iran, a Southern, a 10 km di profondità. Come vedete ragazzi, queste scosse che io sto leggendo, andate su INGV, non ci sta nulla ragazzi. Cioè, in effetti queste scosse che io sto leggendo, ad esempio ieri sera nella California, nel nord della California, ieri sera alle 8:30, 4.1. Ciao Susanna, quindi come vedete ragazzi, queste scosse che io sto leggendo adesso sull'MSC, cioè l'americano, sull'INGV, non ci sta ragazzi. Io ho controllato, ho detto, ma è possibile? Ho detto che stavano quattro scosse nel Tirreno meridionale, come adesso ultimamente l'ho detto, ragazzi, nel Tirreno meridionale sta facendo proprio una marea di terremoti. È vero che sono magnitudo basse, però è pure vero che ce ne stanno a centinaia. Quindi diciamo che non è uno solo. Quindi io lo sto monitorando che saranno 15 giorni, ma si H. Nel Tirreno io posso contare, che ne so, 200-300 scosse più o meno, non lo so, per secondo oramai. Cioè, capisco che non sono magnitudo, voglio dire io, pesanti, 2, 2,5, 2,8, 2,7, 1,8, però sono a centinaia, capisci? È come se qualcosa sotto si muove, capisci come dico io? Quindi è questa la preoccupazione, cioè non è che non si ferma, quello è il problema. Ho capito che è bradismo, come dicono loro, che si muove sotto, però questo non si ferma. Sono 15 giorni che io leggo Tirreno meridionale, Tirreno meridionale, Tirreno meridionale. Cioè, meno male che io vedo solo quelle della magnitudo superiore al 2, perché se vado a vedere quelle là i minori, esce una carretta fuori, ragazzi, di terremoti. Quindi io vedo dal 2 in poi e ce ne sono un sacco. Se vedo quelle là inferiori al 2, è una festa, come dico io. Quindi però queste qua addirittura non le riportano proprio, cioè Filippine 4.9. Questo qua che dite, c'è un casino ragazzi, Cile 5.2, nulla, questo non hanno detto proprio, c'è il video corrente che sto facendo, quindi diciamo in 2 ore c'è stato uno di 4.9 nelle Filippine e l'altro di 5.2, quello che ho fatto il video adesso, questo stiamo facendo adesso, in Cile. Cioè, voglio dire io, boh, non lo so perché la TV oppure, ma anche l'IGV ragazzi non lo riporta, quindi se adesso fate, allora ragazzi andate sull'IGV e vedete le scosse adesso, list Earthquake e andate a vedere, poi andate SESMC, lo scrivete su Google, esce subito la lista, voi andate su list Earthquake, andate a vedere e vedete le scosse di terremoto che vi ho detto io. E lì non ci sono ragazzi, nel modello americano ci sono, quello là italiano, e io ho premuto pure su mondo perché non ho fatto solo Italia, quindi come regola dovevano uscire quelle lì, però non sono uscite ragazzi. Io sono andato su DMGV, ho messo mondo, ultime scosse della giornata di oggi e queste qua proprio non le ha contate proprio, quindi occultano sempre come dico io, poi dicono che io faccio il complottista. Vabbè ragazzi, ci sentiamo stasera più tardi per una notizia davvero, diciamo, un po' particolare. Sì, sì, ma ieri sera, grazie, hai visto il video che ho fatto stanotte io? Vai a guardare l'ultimo video di stanotte. Mi sono messo fuori qua, ho preso tanta acqua addosso e grandine perché stavo facendo la diretta, ho sentito un casino fuori che si muoveva tutto, diciamo, la finestra. Ho detto, mo faccio il video, ho scritto subito una cosa a volo per fare la diretta, mi sono messo fuori dalla finestra a riprendere. Mamma mia bella, ti giuro, grazie, mi sono bagnato dalla testa ai piedi. Ho dovuto asciugare pure per terra perché proprio mamma mia, sono stati ma 2 o 3 minuti che grandine, vento, pioggia, non si è capito nulla. Ho ripreso un fulmine, se avete visto all'inizio del video, proprio che sembra squarciare il cielo, proprio. Ma non si è capito, fino a stamattina ha fatto questo. E ragazzi, la temperatura è ancora calda qua. Cioè, con tutta st'acqua la temperatura si mantiene calda. Cioè, io c'ho il ventilatore acceso, questo oggi l'ho fatto vedere. Ho detto, ragazzi, sarà pur vero che stanotte ha fatto tanta acqua, ma qua
l'aria è ancora calda comunque, quindi non è cambiato nulla con tutta st'acqua, eh. Boh, che vedevo di qua più avanti si andrà, più strano è la cosa, quindi ragazzi vi aspetto per il video questa sera alle 9, alle 21. Una notizia molto importante, un po' brutta, è un po' angosciante, diciamo così. Ve lo dico già in partenza, quindi è una cosa angosciante di una cosa che ci tengono, diciamo, segreti. Figurati, a Marcianise, ci sono stato a Marcianise un sacco di volte. Figurati. Ma guarda, allora, mio padre scende a lavorare alle 5, diciamo, da sopra, no? E ti posso dire che lui ieri, come ho detto, ha trovato il mare, secondo me era agitatissimo, verso le 5 e mezza stamattina. Era agitatissimo. E ha detto che proprio toccava sulla lungomare, grazie, tu la lungomare la sai, tu hai visto che ci stanno gli scogli e poi ci sta la lungomare, saliva sopra il mare, pensa un po' quanto era forte. Sì, sì, ma pure qua, io pensavo, io qua nella stanzetta qui, c'ho diciamo il parasole, sai, quella tenda che si mette diciamo in estate che tu la copri e così puoi tenere il sole lontano. Io pensavo che la portava via, ragazzi, la verità, perché quella sta messa coi bulloni, sì, l'hanno messa bene quando sono venuto a montarla, però ti giuro avevo paura che volava via e ho detto questa se la porta. Quello è un tendone, diciamo, che copre la stanza da letto e la stanzetta, quindi sarà più o meno lì da 5 metri. Tu la abbassi e quindi quando il sole è forte la abbassi e viene coperta. Quindi anche se piove, diciamo, tu puoi stendere i panni e si asciugano i panni. Però se l'aprivo ieri sera, ragazzi, quella volava in mezzo alla strada, quindi l'ho dovuto chiudere perché quella si chiude e poi quando è in estate io la apro per far stare quando sta il sole forte, quindi la tengo abbassata, però in inverno la tengo sempre alzata al massimo, se no quella vola, sono convinto. Quindi ragazzi vi aspetto alle 21 una notizia diciamo un po' particolare che diciamo da fonti complottistiche però fonti che non possiamo rilevare perché giustamente è giusto che sia così però una notizia un po' angosciante c'è sta qualche cosa che sta per arrivare quindi vi voglio solo dire una piccola cosa così giusto per la curiosità quindi nel video poi spiegheremo che cos'è quindi qualcosa sta per arrivare. Questo ve lo dico in anteprima, quindi 2 ore prima, adesso 19:27, qualcosa sta per arrivare. Ce lo tengono nascosti perché giustamente è giusto che sia, quindi qualcosa sta arrivando. Quindi questo qua ve lo dico proprio perché ci manca poco, quindi poi dopo semmai ne parleremo che cos'è però. Quindi diciamo che qualcosa sta arrivando qua sulla Terra, quindi arriva sicuramente dallo spazio, quindi non arriva da qua. Quindi però ne riparleremo ragazzi alle 21 proprio perché vi voglio dare solo un anticipo di che cosa sia. Quindi non allarmatevi, non è perché è una cosa un po' insolita, quindi vi dico in partenza che non è un asteroide, quindi non vi preoccupate che non è quello, ve lo dico quindi già questo. Però qualcosa sta avvenendo qui. Però questo qua ragazzi poi lo parleremo nel video alle 21, così perlomeno faremo il video, se no se lo dico mo è finita, quindi vi faccio stare tanto ci manca poco il tempo di una girata e facciamo il video. Quindi non fate allarmismi o cose, quindi è una notizia che è stata presa che nessuno sa, quindi condividetela più che potete perché sicuramente me la bloccano, già so perché a volte quando faccio dei video ragazzi questi mi bloccano cioè lo fanno non è che me lo bloccano me lo tolgono quindi se potete condividete con tutti così per cancellare pure dovranno sudare perché in effetti a me possono cancellare il mio oppure metterlo da parte che non è adatto alla capire alla comunità comunque queste cose qui ti dicono che non è conforme alle norme, capito? Tutte ste... Anche perché i poteri forti sono loro, quindi quando dici qualche cosa che a loro dà fastidio, sempre ti pongono un limite. Questo video non è soggetto alle... Capito? Ti danno di come se non è buono per metterlo su YouTube, non lo so, però è così ragazzi, quindi dopo averlo sentito, fatto, condividete e vediamo
che cos'è. Ci sentiamo dopo ragazzi, quindi buon appetito e quindi ci sentiamo alle 9, dai. Ciao a tutti. Ciao Ale, ciao Avvocatella, ciao Grazia, ciao a tutti ragazzi, ciao Saverio.